È saputo ormai che tutte le varie forme d'arte sono interconnesse tra di loro. A mio modesto parere, però, la miscela migliore è quella sicuramente tra cinema e letteratura. Sia che un film sia tratto da un libro, e i casi qui sono un miliardo, sia nel caso in cui ci siano dei libri che raccontano vere e proprie imprese di cinema. È quello che ha fatto Pietro Negri Scaglione, con Che hai fatto in tutti questi anni? Beh, già il titolo dovrebbe spiegare tutto, perché racconta i 18 anni che Sergio Leone ha impiegato per realizzare il suo capolavoro, forse, sempre a mio modesto parere, uno dei più grandi film della storia del cinema. C'era una volta in America. Scaglione, come un chirurgo con il bisturi, va a sezionare il film di Sergio Leone, non solo all'interno dei suoi contenuti, su cui ormai, vabbè, hanno scritto già tutti, ma soprattutto sulla realizzazione, che è un'odissea stessa, proprio come il film è un'odissea di Noodles, il protagonista, e dei suoi amici nella strada criminale di New York City di quegli anni molto bui. Raccontare C'era una volta in America, però, non vuol dire solo raccontare una generazione americana, un paese come gli Stati Uniti, ma anche raccontare Sergio Leone, proprio quel Sergio che, dal titolo di un famoso documentario, è l'italiano che ha inventato l'America.